Per fare un tavolo ci vuole un fiore. La sentivamo tutti da bambini. Un motivetto innocente che verso dopo verso creava l'illusione assai poco sincera che davvero da un fiore nascesse un tavolo. Poi siamo cresciuti e alcuni hanno desiderato crearlo quel tavolo. Spinti da quel desiderio hanno preso una pialla, uno scalpello, hanno tagliato, segato, inchiodato, hanno sudato e fatto fatica e imparato, incontrando chi fece la stessa scelta prima di loro. Hanno scelto di andare a scuola dagli artigiani e dagli imprenditori, rinnovando lo stesso stupore che a suo tempo animò gli sguardi di chi oggi li guida. Un incontro tra persone che insieme riscoprono il desiderio di essere protagonisti. L'occasione per i maestri di riscoprire nei giovani la stessa scintilla che è all'origine della loro impresa, la passione mai sopita verso la lavorazione del legno. E per gli allievi, l'occasione di formare il proprio talento e il proprio cuore nel solco di una tradizione artigiana che da sempre crea, innova, vive e fiorisce nel nostro paese. Forti di questo sapere, hanno educato i propri gesti a obbedire a un desiderio: la ricerca della bellezza che nel legno trova naturale dimora. Mani intelligenti per domarne la forma, per esaltarne la funzione, per piegare la materia affinché diventi utile, bella e accessibile a tutti. Alcuni hanno costruito con il legno, hanno creato dimore meravigliose e sostenibili, hanno trasportato, trasformato, modellato il legno perché accogliesse le persone e proteggesse le cose nel modo più sicuro. Altri il legno lo sono andati a cercare nei luoghi più lontani, inseguendo nelle fibre di ogni tronco quelle caratteristiche che meglio potessero servire agli scopi più diversi. Da bambini ci raccontavano dell'età della pietra, del bronzo, del ferro. Nessuno ci ha mai parlato dell'età del legno, come se non meritasse un capitolo a sé. A noi piace pensarla diversamente. Nella storia dell'uomo ogni era è stata, è e soprattutto sarà l'età del legno. Il materiale del futuro che diventa così il cardine di tante professioni di domani, volando alto sopra le mode e inserendosi armoniosamente in ciascuna di esse. Il materiale che più di ogni altro sa rispondere alla curiosità dell'uomo. Un materiale povero che si arricchisce nell'incontro con il desiderio di ognuno. Da bambini tutti ascoltavamo un motivetto innocente. Da grandi abbiamo imparato che per fare una casa, un mobile, un imballaggio, un pannello, una costruzione e, sì, anche per fare un tavolo, ci vuole l'uomo e il suo desiderio più autentico.